Ben ritrovati qui con noi su Radio.0 in questo appuntamento da Udine per raccontarvi ancora curiosità, ma anche appuntamenti e naturalmente luoghi da visitare. Dico naturalmente proprio a giusto appunto perché tra poco vi spiegheremo anche le motivazioni. Ci troviamo infatti nel luogo del sapere scientifico, mi piace dire. Siamo insieme all'assessore Fabrizio Cigolotta, assessore alla cultura. Assessore, è un piacere ritrovarla intanto insieme a noi. Grazie. E io ho il piacere di ospitarvi qui nella sede di Palazzo Giacomelli, sede dei musei civici e in particolare della sezione dedicata all'etnografia. Però etnografia che, come ha detto lei, si sposa ai saperi scientifici, quindi si sposa al Museo Friulano di Storia Naturale, che è poco distante. Un percorso che è stato creato un po' per conoscere anche da dove nasce, perché troveremo tanti padri, anche dal padre della meteorologia, proprio che è stato soprannominato, considerato qui a Udine. Stiamo parlando appunto, come vedete alle nostre spalle, di Girolamo Venerio, fino ad arrivare anche ad Ardito Desio, quindi un percorso che ci porta veramente a scoprire i saperi scientifici. Sì, dalla fine del 1600 fino appunto ad Ardito Desio, che è morto qualche anno fa, ecco 10 anni fa, noi abbiamo questo percorso di straordinari personaggi che hanno arricchito la storia del Friuli, ma non sono personaggi di livello, come dire, friulano, importanti per noi. Sono dei ricercatori che dialogavano con tutti i massimi scienziati, in questo caso dico colleghi, dell'epoca. Partiamo da Anton Lazzaro Moro con le sue ricerche che sono alla base di quella che è la moderna geologia, poi i fossili che lui andò a scoprire e cominciò a studiare, e per passare a Girolamo Venerio, ma prima di Girolamo Venerio Antonio Zanon, Fabio Asquini, dei personaggi straordinari che nel tempo hanno costruito un patrimonio di dati scientifici ma anche di relazioni che pongono il Friuli, uno lo scopre venendo qui, al centro di queste relazioni che ci collegavano praticamente a mezza Europa. I motivi erano molto pratici, però, ecco, perché nasce la meteorologia? Ecco, nasce dagli studi di Girolamo Venerio, che è venuto in possesso di un patrimonio familiare davvero importante, di Felettis, con tanti campi da coltivare. Comincia a osservare lo sviluppo appunto del tempo meteorologico e ne annota giorno dopo giorno le caratteristiche, la piovosità, l'esposizione solare, l'umidità, eccetera, per cominciare a prefigurare quella che era l'evoluzione appunto del tempo, in funzione del migliore come dire, valorizzazione dei terreni per le produzioni agricole. Quindi soprattutto la colza e altre produzioni appunto di quell'area che venivano appunto a essere influenzate dalle condizioni meteorologiche, quindi c'era un'esigenza molto pratica in quello che faceva, però è una raccolta di dati che adesso ci consentono di fare un percorso del clima dalla fine del 1700, che poi prosegue con i grandi geografi e geologi tipo Ardito Desio, e ci porta alla moderna scienza dei nostri tempi. Un bellissimo viaggio, mi piace che si è soffermato anche sul personaggio, sulla persona di Girolamo Venerio, perché molti amici di Udine lo ricorderanno anche proprio per la piazza intitolata c'è la piazza, in centro. Sì, però in effetti se chiediamo ai nostri concittadini chi fosse questo personaggio, non è che... Ecco, invece c'è la possibilità, venendo qui nella sede del Museo Etnografico, di conoscere la sua storia, conoscere gli oggetti. Qui abbiamo una sfera armillare che era l'oggetto dei suoi studi e veniva utilizzata, per meglio dire, per i suoi studi, e poi tante altre informazioni si trovano nell'altra sede espositiva di questa mostra, che è stata organizzata, ripeto, in collaborazione con il Museo Friulano di Storia Naturale ed è stata organizzata dalla direttrice del Museo Friulano di Storia Naturale, la dottoressa Paola Visentini, nella sede di via Sabbadini, dove si trova appunto questo nostro museo molto importante. Ecco, quindi ci sono due sedi da visitare, collegate da via Graziano, questa bella via che è stata tra l'altro di recente risistemata nella sua sede stradale,
dove si presentano anche dei tratti di Rogers, dove si presentano tante cose interessanti, quindi un modo per godersi la città, esatto, anche con la dovuta attenzione a ciò che presenta. Ecco, io credo che questa sede museale, e chiudo ecco, questa mia presentazione, sia molto interessante, però anche per tutto quel che contiene, perché qui nella sede del Museo Etnografico abbiamo una raccolta proveniente dalle donazioni del professor Ciceri, della sua famiglia, ecco, e della moglie e dei Perusini, tanto per fare due nomi importanti. Abbiamo la tradizione del lavoro e delle attività dell'uomo nel nostro territorio. Importantissimo museo, più importante museo etnografico del Friuli sicuramente, dove ci sono decine, centinaia di oggetti che ci riportano del nostro recente e più lontano passato. È una cosa molto interessante anche per poi tenerlo per i vostri discorsi, perché sa, Assessore, sì, quando non si sa di cosa parlare si parla del meteo, quindi perché non dare qualche curiosità in più? Sì, e anche scoprire gli oggetti che utilizzava Girolamo, poi voi li presenterete attraverso le vostre immagini. Sono cose interessantissime, che poi erano oggetti che costruiva lui stesso, perché non c'erano evidentemente, è stato lui ad avviare lo studio della meteorologia e quindi si costruiva gli oggetti per rilevare i dati che servivano per la sua attività. Grazie mille Assessore di questo percorso, noi ci risentiremo la prossima settimana ancora per tante curiosità, ma adesso andiamo a scoprire anche come visitare questo bellissimo museo. Siamo infatti con Pamela Pielic, conservatrice del Museo Etnografico, da pochissimo è entrata proprio a viverlo a pieno, e raccontiamo un po' anche le caratteristiche tecniche, come venire a visitare il museo e cosa troveremo poi anche di particolare all'interno. Molto volentieri, noi vi aspettiamo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18 con orario continuato. Ci sono varie possibilità di visita, anche guidata, specialmente nei sabati di ottobre, quindi nelle giornate di sabato 9, sabato 23 e poi sabato 6 novembre. Sarà possibile visitare a partire dalle ore 16 il museo, quindi le collezioni stabili delle nostre belle raccolte, e anche la mostra. Questa mostra che è così interessante da un punto di vista sia storico, scientifico ed è anche, se mi permettete, molto contemporanea, no? Tocca dei temi che sono a noi molto cari, come quelli appunto del cambiamento climatico, quindi perché non investigare, no, questa mostra così interessante da un punto di vista storico, anche sotto la lente appunto della contemporaneità, dei problemi dell'attualità. Volevo chiudere anche se volevi raccontarci un punto magari fondamentale di questa mostra, qualcosa che troveremo all'interno e che potrebbe coinvolgere anche i nostri ascoltatori. La cosa molto interessante che riguarda questa mostra sono soprattutto gli oggetti all'interno del percorso, e che in qualche caso non riusciamo a conoscere, restano un po' appunto degli sconosciuti, e sarà molto bello sentire anche il parere da parte del pubblico e dell'utenza del museo per capire se c'è qualcuno tra di noi che sa darci anche delle indicazioni rispetto a qualche pezzo che è così molto curioso ma che non riusciamo a capire fino in fondo. Una sfida che lanciamo ai nostri ascoltatori, quindi. Pamela, è stato un piacere averti insieme a noi, grazie per la visita anche che ci hai fatto fare all'interno del museo, e quindi anche noi di Radio.0 vi invitiamo a visitare, veramente a toccare con mano, almeno per quanto si può, la meteorologia così da vicino come si può fare qui al Museo Etnografico di Udine. Grazie Pamela, e a presto, sempre qui al Museo Etnografico. Grazie a voi, è stato un piacere, vi aspettiamo qui al Museo Etnografico del Friuli a Udine.